destination unknown, known, 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 known. Noi non prestammo alcuna attenzione alle antiche profezie. Come dei folli ripiombavamo nelle vecchie diatribe. E combattemmo, così come avevamo fatto per generazioni. Fino al giorno in cui dal cielo piovvero fiamme e il nuovo nemico venne tra noi. E ora siamo qui, sull'orlo della distruzione, poiché il regno del caos, infine, è arrivato. Ciao a tutti piederolini miei, eccoci di nuovo qua con Warcraft 3 Reign of Chaos. Continuiamo la campagna degli orchi, altrimenti detta l'invasione di Kalimdor. E andiamo a vedere l'intermezzo, che questo è molto importante per la storia. Il sangue di Mannoroth, che vedremo anche chi è. Cioè, l'abbiamo già visto negli intermezzi precedenti, però comunque adesso cominciamo a capire che legame c'è tra lui e gli orchi. Questo gruppo di orsi che ruttano. Problemi di stomaco. Ecco Mannoroth, tutta la sua piccolaggine che gli hanno correggiuto. Loro vogliono difendere. Un colpo e muoiono, ovviamente. Dovevo ammazzare io 10.000. Dopo 10.000 anni ancora riconosco questo luogo maledetto. L'antro del nostro antico nemico, Cenarius, il semidio degli elfi della notte. Già mi gasa. Già, Lord Archimonde ordina che Cenarius sia annientato prima di iniziare a invadere Kalimdor. Ovviamente. Non vedo l'ora di affrontarlo nuovamente, ma è molto astuto e raramente si fa vedere. Recentemente i tuoi piccoli orchi hanno devastato queste foreste e ciò l'ha fatto infuriare. Lord Archimonde e io riteniamo che essi siano in grado di uccidere Cenarius per noi. Altrimenti detto io. Non avrebbero alcuna possibilità. Se la memoria non mi inganna, i poteri di Cenarius sono formidabili. È vero, ma anche i tuoi lo sono. Il patto di sangue che hai stipulato con gli orchi molto tempo fa ancora li lega a te. Devi solo ricaricare le loro energie. Cosa suggerite, Signore delle Tenebre? Patto di sangue. Fai cadere qualche goccia del tuo sangue in questo pozzo. La sua corruzione trarrà gli orchi. Quando lo avranno assaggiato nuovamente, niente potrà più fermarli. Merda di corsa, Pietro, andiamo subito. Basta avere degli orchi super potenti. Adesso vedrete come diventa.
Poi la metà di voi già sanno come diventano, però lo stesso. Faccio il fatos. E la fontana diventa rossa, da del mana a della cazzutaggine. Che versi sono. Sarebbe una risata questa. Bella. Va bene, ci colleghiamo direttamente col quinto capitolo, che è un pochettino più entusiasmante del quarto, dove dovevo solamente tagliare i boschi. Adesso vedremo un po' in cosa consiste. Il cacciatore di ombre si chiama questa missione, se non erro. Chi osa deturpare questa antica terra? Chi sfida l'ira di Cenarius e degli Elfi della Notte? A sorta! Ci vorrebbe un bel urlo da un orco. La foresta prende vita. Siamo sotto attacco. Ma dai, ma se mi dia una skill base quella, dai, Trent. Che la battaglia abbia inizio. Fatto venire fuori due alberelli, a che battaglia inizia. Va bene, Piederoli. Eccoci qua. Da quello che avete potuto capire, il nostro obiettivo è sconfiggere il semidio degli Elfi della Notte, altrimenti detto Cenarius, che ha le sembianze di un Keep of the Grove, un eroe degli Elfi. Il vostro re secoli fa. E lo farò di Lo farò nuovo. di nuovo. Ma la sua memoria. Praticamente noi avevamo 3 villaggi piccoli al di là del fiume, che era praticamente l'espansione del villaggio base che vedete qui a destra dove sono adesso io. Praticamente quei 3 villaggi piccoli là verranno frasi al suolo in mezzo secondo. Infatti sto cercando di salvare i lavoratori che c'erano dentro in modo tale da poterli utilizzare. Qui per fortuna c'è una seconda miniera. E quindi già ho tagliato un pezzettino perché è inutile farvi vedere tutto l'attacco loro. E quindi con 2 miniere ho un po' più spinta. Adesso il mio obiettivo è prepararmi praticamente all'attaccone che mi faranno una volta finito di distruggere tutti i 3 villaggini che avevo inizialmente dall'altra parte del fiume. Morirete tutti! Ah, fanculo, muori tu. E questo lo farò edificando delle barriere di torrette, perché essendo gli elfi molto fragili e anche comunque le unità aeree che hanno molto fragili, vedrete che sarà la tattica risolutiva. Cosa succede? Ah, eccola. Il potere del semidio. Fa ritornare rigogliose le foreste. E adesso si prende possesso di quei 3 villaggi lì praticamente. Ora, miei guerrieri, eliminate questi bruti. Io vi proteggerò dalla foresta. Guarda caso lui non si espone. È prudente. E adesso quindi dovrebbe arrivare l'attaccone. Quindi adesso ci sarà una bella battaglia per arriveranno da sotto e da sopra. Adesso con solo l'eroe vado su e con le altre unità che avevo cerco di un po' distrarre queste unità qua per farle prendere di mira delle torrette. Mostrami la direzione. Cosa Perché sono molto fragili. Hai ragione, amico. Anche le mie torrette sono abbastanza fragili. Vabbè, non ci sono le chimere con la bile, cazzo, sono state a posto. Oh, qui adesso... che culo che gli sto facendo. E lo salvo anche in extremis. Guarda che mitrata, Pedro. Altrimenti detto il gioco di skill e di comandi. Non posso più aspettare. Vabbè, dai, sono stato bravissimo, non ho neanche perso tanto. Cioè, non è modestia, Piedoroli, che di solito questa missione ti dovrebbe... Cioè, sarebbe tosto il pezzo iniziale. Una volta fatto il pezzo iniziale, poi dopo è tutto in discesa, perché gli attacchi sono un po' meno consistenti. Bella Scream. Percepisco un potere oscuro emanato dalla radura. Potrebbe essere la chiave per annientare Cenarius. Questa comunque è una parte chiave, abbastanza chiave, del perché ci sono coinvolti anche gli orchi con Archimond, che è quello che vuole, che se non avete capito, sta architettando tutti questi attacchi, tutte queste cose per poter venire a conquistare, diciamo, il pianeta qua, con la sua legione infuocata. Quindi anche questo qui è una parte abbastanza importante, questo capitolo qua. Adesso il nostro obiettivo quindi sarebbe di tenere a bada gli attacchi dei 3 villaggi elfici e andare a cercare quella famosa fontana rossa, scusate, che avete visto all'inizio. Per fare ciò continuerò a edificare torrette per proteggermi, diciamo, i 2 lati del villaggio
E con il restante esercito andrò su a fare la missione, l'altra missione principale. L'ho diviso in due parti, Piederoli, perché così almeno venivano due video da 15-16 minuti anziché uno lungo da 30, così almeno anche per voi è meno palloso da vedere tutto in una volta, perché comunque la prima parte era un po' introduttiva col fatto che c'era tutto l'intermezzo e l'inizio della missione. Penso comunque di aver fatto una buona cosa. Poi ditemi voi se preferivate un video di 30 minuti e passa. Mostrami la direzione. Ok, cominciamo ad andare allora su. Scusate. Come vuoi. Intanto dovrebbe arrivare un attacco a breve. Nel frattempo cerco di... perché praticamente il passaggio per andare verso nord è bloccato dagli alberi, per quello mi sono fatto una catapulta, perché con le catapulte puoi fare in modo di tirare giù gli alberi. Urco boy, chissà se tolgono questi lupi. Bene che siamo al difficile, non me la ricordavo così. Lo magno. Hai bisogno del mio aiuto? Di cosa Madonna hai mia, bisogno? stanno morendo tutti i maghi. Capo. Vabbè, Hai bisogno del mio aiuto? vabbè. Non Adesso posso ma fa più dei critici aspettare. sto lupo del cazzo. Finalmente. Va bene, dai. Facciamo finta che erano truppe che dovevano crepare prima, sono crepate adesso. Come Mi vuoi. servono un pochettino più di gru. Finalmente. Comunque i stregoni non so, non mi ricordo qui che unità dovresti scoprire, mi sembra gli stregoni. Posso più aspettare. Praticamente sono dovrebbero esserci, sono loro sicuro, perché nella missione precedente c'erano gli sciamani. Sono la seconda unità di supporto degli orchi che praticamente fanno delle gran staff, delle gran... come sono? Bastoni, come chiamarli? Sì, bastoni. Non Che posso più praticamente aspettare. hanno la loro abilità primaria che è il bastone oculare, che praticamente tu lo piazzi, è invisibile ai nemici e per un minuto, penso, ti rileva una zona, tieni sotto controllo una zona di data ampiezza, insomma. Può essere visto con determinati oggetti, questa staff però è molto utile perché comunque puoi tenere d'occhio miniere, puoi tenere d'occhio accampamenti nemici una volta che sei andato ad attaccarli. Salva svariati utilizzi. Vediamo qui di Che fare nessuno se riusciamo sopravviva. una fenomenata o faccio una cappella del piede. Penserò su. Guarda, ma non dovevo aumentare l'attacco, la difesa. Il nostro Ma eroe è vaffanculo. stato ucciso. Ecco, ogni missione Piederoli sarà praticamente caratterizzata da un fail del piano, dai, abbiate pazienza. E anche cioè, non l'ho voluto tagliare e rifare sto pezzo, lo tengo così com'è, perché sono fondamentalmente onesto, quindi dai, Lavoro completato. non mettetemi non mi piace per questa cavolatina qua. Anche perché non me lo meriterei, no scherzo. Comunque scusate se non ho caricato questa settimana qua, ma è stata una settimana di inferno, Piederoli, per cui vi chiedo di comprendere. Nel frattempo qui cerchiamo di difenderci sta catapulta perché devi fare un'altra, non la voglio. Vedete cosa servono le torrette? Tanto non sono di facile bersaglio e comunque hanno molta velocità di attacco. Adesso sto ricercando un po' i stregoni sciamani perché mi serviranno dopo vedrete Piederoli. E dicevo, comunque hanno molta velocità d'attacco, anche se sono un pochettino fragili dalla bile delle chimere, però non ne arrivano tante. Lavoro. Qualcosa Facciamoci un po' un ritrovo. Serve più oro. Serve più oro. Chi è che sta La morendo? mia vita per l'orda. Ce la fai? Ricerca Se mi hanno fatto un io attacco posso non l'ho fare. neanche seguito. Praticamente hanno fatto tutte le torrette da solo. Qualche particina a Piederoli ve la sto un pochettino tagliando perché sono comunque missioni che più vai avanti e più diventano lunghe. Per evitare di fare due video che complessivamente venissero 3/4 d'ora, vi sto facendo vedere comunque le parti un pochettino salienti di quando costruisco comunque le barricate di torrette. E poi adesso l'inizio, penso che ci fermeremo quando comincerò ad andare a fare tutto il vario percorso per arrivare fino alla fontana, che non sarà neanche corto per Cosa ora vuoi? e neanche facilissimo. Ecco, intanto è arrivato il mio eroe, Lavoro completato. senza il quale non potrei fare la Io grande posso fare. attraversata dei sentieri forestali qui. Ok, ora ci è molato un pochettino d'esercito. Non posso Dovrebbe più bastare aspettare. tranquillamente per andare a fare Dimmi la tutto. missione. Corri, bello! Solo che con la catapulta ci metto 2 ore a passare, Andiamo, andare là, lavoro completo. perché non so se lo sapete già,
però comunque se Qualcosa tu devo fai un fare. gruppo, se tu Felice. selezioni un gruppo di unità, tutto il gruppo si adatta alla velocità dell'unità più lenta. Lavoro. Qualcosa devo Per fare. cui se in caso di Non fughe, posso- in non caso posso di farlo. emergenza, è una cosa che può dare un po' Qualcuno ha fastidio. bisogno di un medico? Sì. Infatti in genere i gruppi vanno fatti per, diciamo, anche tenendo conto anche di questo fattore qui. Ad esempio le catapulte andrebbero messe in un gruppo a parte, perché sono quelle che rallentano di più. In un video scorso mi sembra che in un commento mi abbiate Ci penserò chiesto su. cosa serve usare il tasto Sento il attacco richiamo della lunare. fame. Io lo utilizzo quando voglio che l'unità, Hai invece che bisogno del cliccare mio col aiuto? tasto destro su un'unità in modo, cioè, allora, tu Qualcuno ha cliccando bisogno col di tasto un destro su medico? un'unità, praticamente selezioni il focus su quell'unità lì, quindi tutte le unità attaccano quell'unità là, che è buono quando hai unità da lancio. Però se tu hai unità da mischia e utilizzi il focus su un'unità, prima che cominciano ad attaccare devono accerchiarla e quindi perdono tempo. Quindi con l'unità da melee, come in questo caso qua, che palle, è consigliato usare il tasto attacco perché praticamente le unità vanno poi a attaccare l'unità più vicina che hanno in quel momento lì, quindi non perdendo tempo prezioso. Questo è il motivo per cui lo faccio. Spero di essermi spiegato bene, se non mi sono spiegato Come bene posso ditemelo, servirti? che lo ripeto in un Ottima commento. scelta, amico. Ecco qua, adesso con il mio Witch Doctor Non qua, posso più aspettare. Sì, capo. intanto che sto facendo un po' piazza pulita della gente, con il Witch Doctor comincio a mettere le staff, come vi dicevo, quelle di osservatorio, che fanno da osservatorio. Ecco. Solito mio culo. Guarda te, questo non muore più, che si è messo il ringiovanimento, come cavolo si chiama, che è un'abilità dei droidi dell'unghia degli elfi. Praticamente cura un'unità nel Ci tempo, penserò su. per un tot tempo e non poco, Capo. e anche se viene colpito questo effetto non si elimina, come molte, diciamo, abilità di guarigione. Posso più aspettare. Va bene, direi che per questa prima parte siamo a posto. Prima di salutarvi però, Piederoli, vi consiglio di vedere anche le altre due campagne che ho già fatto, quella degli umani e quella dei non morti, e anche il prologo. Adesso vi metterò i link di tutti e tre, in modo tale che così vi vedete per bene la storia e potete cominciare a vedere questa nuova campagna che sto facendo, sapendo già comunque cosa è successo prima, perché poi è tutta concatenata, fatta molto bene secondo me, per cui ve lo consiglio. E ovviamente vi metto anche la mappa del mio canale, perché almeno così vi potete vedere anche gli altri miei progetti, che magari non vi siete persi qualcosa e recuperate, insomma, dai. Per cui niente, vi ringrazio per l'attenzione. Se mi ritenete comunque un youtuber valido, vi sarei grato se mi potete condividere. Comunque se vi è piaciuto poi mettete mi piace, insomma sono le solite cose. Ovviamente se vi è piaciuto il video, se mi ritenete degno di tale onore. Per cui vi ringrazio per l'attenzione, grazie di aver guardato il video e alla prossima. Ciao a tutti, Piederoli.